Misteri, apparizioni, sparizioni, non c'è più religione, non c'è più religione. Stavo guardando, è in arrivo la sentenza del Vaticano. Il Vaticano dirà cosa ne pensa di Medjugorje, signori. Sono miracoli? Non sono miracoli? No! Non sono più apparizioni, ma saranno esperienze spirituali. Apparizioni, sparizioni, quello che ti dicevo appunto. Dopo anni di attesa, la Santa Sede renderà nota la sua decisione sulle presunte apparizioni mariane. Sul riconoscimento della soprannaturalità c'è aria di prudenza, almeno così scrive il Corriere. Apparizioni, sparizioni, ci credete o non ci credete? Non credeteci troppo. Mi piace. Buongiorno, buon pomeriggio. Sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà. Come state? Tutti a guardare sto cacchio di telefono, dice non è che esplode pure questo? No, solo i cercapersone esplodono, ve lo devo dire tutti. Poi dipende dove l'avete comprato, perché no, ma scusa, a questi poveri, perché sono poverini, quelli che, guarda che sta montando l'incazzatura, io ti sto avvisando, sai che lo dico subito, siamo avanti noi, no? Questa cosa dell'esplosione dei cercapersone, 12 morti, 500 membri di Hezbollah accecati, signori. Fa niente se erano terroristi, ma adesso fanno pena, dicono poverini, ma un terrorista accecato che cazzo fa nella vita, ragazzi? Quello è finito, ragazzi. Cosa fa il terrorista col cane che cerca? Ma no, non è più, non ci crede nessuno che è un terrorista. E adesso vedrete che si incazza ancora di più l'opinione pubblica, perché questi israeliani hanno fatto esplodere i cercapersone. Santa polenta, non è la notizia più brutta del giorno, la più brutta è sicuramente quella che ci dobbiamo salutare con Totò Schillaci, se n'è andato, cazzo, questo veramente ci teneva compagnia, il suo ricordo da quando eravamo piccolini. Italia 90, notti magiche, e il suo faccione che con gli occhi strabuzzati, dov'è la foto? Eccolo qua, ma che bello, cioè roba veramente storica. Tumore al colon, signori, e qui ribadisco e discoriba l'appello figlio d'Apollo. Tutte queste morti per il tumore, lo so che siete gomblottisti e pensate che siano stati i vaccini, anche io lo penso, ma questo ci deve insegnare che dobbiamo tenerci più controllati, anche se non avete niente, anche se la vita è bella e bellissima, ogni tanto facciamo i controlli che bisogna fare dopo una certa età, perché altrimenti puntini. Che siano stati i vaccini, ragazzi, ne siamo tutti sempre più convinti, ma non si può dire. Zitti, che oggi si insedia la commissione d'inchiesta sulla gestione Covid, ullala, presieduta da uno di Fratelli d'Italia. Ma arriva anche Conte, zitto con l'elmetto, perché stanno litigando nei 5 Stelle, volano gli stracci. Arriva Conte che dovrà giudicare se stesso praticamente, come si è comportato durante il Covid. Va bene, parliamo anche di questo. Chiaro che con Sammy Varin, potere al popolo, si parla di quello che preferite. Tra pochi minuti apriremo come tutti i giorni le linee allo 0292947222, anche tramite WhatsApp 340 6709 659. Parleremo naturalmente di quello che succede alla Lega, a Matteo Salvini, la cosa bella che sta succedendo in questi giorni è che sono comparsi decine e decine di striscioni in tutta Italia con scritto roba del genere: l'unico a difendere i confini, stiamo con Salvini. Capito la situazione? Più che Salvini, stiamo con la nostra idea, insomma, che i confini dell'Italia vanno difesi, che non possono entrare cani e porci, punto. È questa l'idea. La portiamo avanti anche quest'oggi? Certo.
e soprattutto portiamo avanti la vostra idea che potrete dire in diretta tra pochissimi minuti. Il tempo della canzone indipendente. E a proposito di giornata più o meno sfigata, signori, sentitevi questo pezzo di Claudim con la Y, Claudim, una serie di sfortunati eventi, fortissima. Guarda che succede, che inizi la giornata nelle maniere più sfigate possibile, ti cade la colazione, scivoli, il telefono ti cade nel gabinetto. Zitta sta ro almeno non esplode, almeno non esplode. Si chiama Claudim con la Y. Si intitola Una serie di sfortunati eventi questa canzone, un compendio di sfighe quotidiane di Claudia Maccecchini, così si chiama, cantautrice e illustratrice milanese. Brava Claudim e naturalmente bravi voi che avete scelto anche quest'oggi Sammy Varin, potere al popolo, i commenti alle notizie del giorno, ma soprattutto il territorio prima di tutto. Oggi parleremo anche con una senatrice della Lega, c'è Stefania Pucciarelli, già sottosegretario di Stato alla difesa, e con lei parleremo proprio del quadro geopolitico che sta cambiando velocemente, ne succedono di tutti i colori e occorre garantire il massimo supporto, soprattutto per il nostro personale all'estero. Alle 14 parleremo con noi, ma subito prima, intorno alle 13:30, avremo un artista bravissimo che si chiama Mauro Masè, una voce molto simile a quella di Lucio Battisti, ma è un cantautore puro e ha fatto da pochissimo una canzone, avremo modo certamente di parlarne. Intanto, minimo, chi ha qualcosa da dire, 340 6709 659, questo è il nostro numero di WhatsApp, oppure per andare in diretta 029294 7222.
In primo piano su tutte le agenzie, naturalmente la morte di Totò Schillaci, eroe d'Italia 90, aveva 59 anni ed era malato di tumore al colon, ma subito sotto, quella è apparsa Meloni da Confindustria, correggeremo il Green Deal, risultati disastrosi. Chiaramente siamo qui a fare tutti quanti il tifo e soprattutto quelli che ci lavorano negli indotti automobilistici e che vedono il loro lavoro concludersi. Appunto, è una cosa che riguarda non solo loro, perché mi dicono che con questa intelligenza artificiale, ragazzi, faremo tutti quanti una brutta fine se non riusciamo a tirare un po' il freno a mano. E poi, naturalmente, questi poveri terroristi che sono stati ammazzati, ma insomma, Israele ne ha combinata un'altra. Ore 15:30, blitz anti-Hezbollah. Esplodono tutti i cercapersone, manco fossero comprati a Napoli, cioè lì ti mettevano dentro il mattone, qui ci hanno messo dentro la nitroglicerina, perdono la vista in 500 terroristi ciechi. E naturalmente questa è una notizia che da una parte siamo contenti, nel senso che se erano terroristi, lo dico 3 volte, ci voleva. D'altra parte tutto questo dà una mano a parecchia gente che si incazza. Intanto prendiamo una telefonata 0292947222. Pronto? Buongiorno, sono Elisetta. Buongiorno. Allora, prima cosa, venerdì, cioè dopodomani, c'è sciopero dei trasporti. Adesso, quanto tempo! Ma era da tantissimo! Dopo una settimana, adesso le fanno tutte le settimane, se è normale questa cosa qua io non lo so. È normale, se la fanno di venerdì è normale. Allora, signor Semmi, veniamo alle cose più serie. Stiamo dimenticando Pontida. Pontida quest'anno deve essere, per piacere, lo dico per piacere, non piena ma strapiena per il nostro capo Salvini. E allora vi dico che come ospiti internazionali avremo Marine Le Pen e l'olandese Geert Wilders, e poi ci sarà una manifestazione, se possibile anche a Palermo, il 18 ottobre. E il nostro ministro Salvini ha incassato anche la vicinanza di Orban, il presidente ungherese naturalmente, che lo ha incoronato il patriota più coraggioso d'Europa e soprattutto il nostro eroe. E perciò il 6-10 troviamoci tutti a Pontida, carissimi amici leghisti, e un grazie da Lisetta. Saluti a tutti. La Lisetta è sempre molto informata, signori, e sa tutto, ne parlavamo proprio prima, e che rischiamo di avere una Tesla a Pontida, quella di Musk, è stato invitato, anche Orban è stato invitato a Pontida, ragazzi, la Le Pen a Pontida, ma soprattutto a Pontida il 6 di ottobre ci saremo noi di Radio Libertà, come ogni anno faremo diretta da lì, tutto quanto sul canale 252, sul DAB, su tutti i social eccetera, ma saremo fisicamente lì, ci sarà il Semmi Varinone, non mancherà lo stand di Radio Libertà con i nostri gadget, ma e qui di fianco a me ci sarà anche lui per fare tutta la radiocronaca pontidiana eccetera, il nostro collega che porta avanti il sito di Radio Libertà, Beppe Braga. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, e sarà forse la prima volta che seguirai Pontida dal vivo e non da lontano e non da remoto. È vero. Mi toccherà di lavorare invece che di divertirmi. Pontida comunque c'ha il suo fascino e almeno una volta nella vita bisogna vederla dal vivo. Tantissimi giornalisti l'hanno seguita per decenni da lontano, ma essere lì e mettere i piedi nel fango, che speriamo non ci sia, ma se ci dovesse... Il fango di Pontida pare che faccia anche bene per i reumatismi, per qualunque... Assolutamente, gente... fango. C'è gente che se lo porta a casa, il fango di Pontida. Stupendo. Quindi signori, 6 di ottobre, mi raccomando, poi ne parliamo anche in questa trasmissione, come prenotare i pullman, treni, ma venite in automobile, basta che arriviate presto. Ma intanto cosa bolle in pentola oggi? Sapete che abbiamo una radio, abbiamo una televisione, ma abbiamo anche un sito internet che si chiama
chiama www.radiolibertà.net, un sito internet che giorno dopo giorno diventa sempre più potente perché fa una controinformazione grandissima. Oggi che cosa ci segnali, Ma Beppe? oggi partiamo da un dato di cronaca. Scusate, partiamo da un dato di cronaca. Il dato di cronaca che viene commentato dal direttore Giovanni Sallusti è questo fatto inedito dell'operazione, a quanto pare guidata dal Mossad, da Israele, per cui migliaia di cercapersone che erano in possesso di Hezbollah, con cui Hezbollah comunicavano, sono saltati in aria tutti contemporaneamente, causando 18 morti, mi pare. Comunque sia di fatto, facendo una certa quantità di danni, facendo morti e feriti. Ora, quello che noi commentiamo, è la cosa seguente: il Corriere della Sera fa una cosa, fa un titolo, no, è un po' la tendenza nel mainstream è sempre quello, no, di creare quel leggero travisamento della realtà che è sufficiente per, come dire, modificare anche il punto di vista delle persone che ricevono le notizie, non solo quelle che le danno. E titola dicendo che, scoppiano migliaia di cercapersone, leggo, strage di miliziani. Ora, quello che invece è la verità è che questi non sono miliziani, questi sono terroristi. Quindi strage di terroristi, questo sarebbe il titolo corretto e questa è anche la dizione corretta con cui dobbiamo chiamare Hezbollah, che al pari di Hamas, a pari degli Houthi, è gente che è armata dall'Iran per esportare con la violenza l'Islam, fondamentalista. Ecco, questa è un po' la nostra osservazione. Ecco, Hezbollah è nata da una costola dell'Iran, 40 anni fa, 42 anni fa, nell'82, con il primo attentato che, avvenne nel quartiere generale di Tiro, no, dell'esercito israeliano, dove un'autobomba causò la morte di 91 persone. Dopodiché la cosa non si è più fermata. Però questo è quello che sono. È un'entità che è nata in seno all'Iran, è nata in seno alla versione politica del fondamentalismo millenarista di Khomeini e con lo scopo di esportare la rivoluzione islamica in tutto il Medio Oriente e se possibile anche nel mondo. Ora, quindi la reazione di Israele, che è stata un'operazione, ehm, obiettivamente incredibile, perché è sta come abbiano fatto ancora non è chiaro, pare le una delle versioni più accreditate è il fatto che sia stato intercettato un carico di questi, cercapersone, che sono robe che si usavano negli anni '90, ma che erano stati raccomandati dai comandanti Hezbollah, perché il cercapersone è meno facilmente intercettabile e tracciabile dei telefonini cellulari. Quindi avevano detto: "Mollate telefonini cellulari, usate questi che sono un po' meglio". No, si è scoperto che non era vero, quindi è l'ennesima, prova non solo della capacità di Israele di autodifendersi, è anche l'ennesimo smacco, no, per Teheran, perché in realtà è lì, no, i dante causa sono loro. Ecco, quindi che cos'è Hezbollah? È una cosa chiara, lo dice la sequenza di atti terroristici che, si sono verificati in giro per il mondo, non soltanto in Medio Oriente, dal 1982 a oggi. E, e quindi sarebbe meglio che, consiglieremmo, ecco, ai nostri colleghi giornalisti di trattare Hezbollah per quello che è, insomma, ecco. Quindi non è stata una strage di miliziani l'operazione di chi cerca persone, ma una strage di terroristi. Dobbiamo dire le cose esattamente come sono. Così come bisogna anche riconoscere, in virtù di questo, che l'ultimo unico atomo di democrazia nel Medio Oriente è rappresentato da Israele ed è per questo che Israele è oggetto e bersaglio di questi signori. Però, la verità, caro Beppe, è che questi terroristi fanno un po' pena, insomma, cioè, beh, no, perdono la vista in 500, a parte quelli morti, hanno perso la vista in 500 terroristi. E dicevo prima, ma che cosa fa un terrorista che rimane cieco?
che cosa può fare nella vita? Va in giro col cane guida, non può più fare nulla, è un terrorista finito. Resta un E tu non ci pensi a questa cosa. Toccherà di lavorare. E deve cambiare lavoro. Che lavoro fa un terrorista cieco? Fa anche un pochino pena e sta montando questa pena nel mondo. Guarda, lo sai che io poi vedo, prevedo e stravedo. Sta montando questa pena per gli Hezbollah, che non l'ha scritto nessuno, non l'ha scritto il Corriere, non l'ha scritto Repubblica, non sono terroristi, anzi sono stati anche danni collaterali, perché la bambina che stava passando il cercapersone al papà è morta pure lei, papà terrorista chiaramente, cioè robe, danni collaterali che dispiacciono tantissimo, ma soprattutto questi terroristi che non sono morti e che sono rimasti ciechi, vengono pompati in questo momento sui media, perdono la vista in 500. Avremo tanti disabili terroristi in più in giro per il mondo che, non so, chiederanno l'elemosina, non so cosa faranno col cane e magari ci avranno il mitragliatore nascosto che se ti sparano, cazzo, quelli magari sbagliano mira, sparano a chissà chi. Basta, scherziamo, ma bisogna anche togliere un po' di dramma a questa cosa. Adesso tutti ci guardiamo il cellulare dicendo non è che magari esplode anche questo, no, solo i cercapersone, e dipende poi dove l'hai comprato. Un tempo si diceva che a Napoli ti arrivava il mattone, adesso ti arriva il cellulare esplosivo, non facciamo scherzi. Beppe, cos'altro, qualcosa di più intelligente di ciò che sto dicendo io c'è sicuramente sul sito di Radio Libertà? Abbiamo varie cose, c'è una rimanendo sul tema della libertà, perché siamo ovviamente continua a esserci l'onda lunga delle reazioni, no? Riguardo alla condanna a Salvini, la condanna richiesta dai PM di Palermo a 6 anni per Salvini per il processo Open Arms. Vi consiglio di leggere il commento di Corrado Ocone, che fa un'analisi filosofica concettuale del perché il processo Open Arms in realtà è un insulto alla ragionevolezza e alla ragione delle cose e anche ovviamente alla libertà. E qui siamo sempre nel discorso che era già stato fatto ieri da Giovanni Sallusti sulla separazione dei poteri, per cui si ricordava il fatto che un anno prima ci fu il caso Diciotti. Nel processo Diciotti i PM di Catania avevano già dichiarato una incompatibilità, ecco, delle ragioni della magistratura con le ragioni della politica, cioè era insindacabile la ragione della politica, quindi le decisioni e la politica del governo in tema di immigrazione e di sbarchi. E questa è una cosa. E poi abbiamo un'altra cosa molto bella. Andatevi a vedere il nostro ottimo Giuliano Zulin, perché nella sua rubrica Regioniamoci sopra, in cui si parla di autonomia differenziata, mentre continua a fare un'analisi dei numeri dettagliata, chiunque sia interessato a questo tema dovrebbe seguirlo settimanalmente, fare una piccola enciclopedia per la lucidità con cui lui si esprime, con cui studia e conosce la materia. E c'è una nota interessante che sembra curiosa, ma in realtà è anche sintomo un po' della situazione e della condizione politica, anche di confusione da parte della sinistra, no? Che già è confusa sull'autonomia differenziata perché l'ha sempre voluta, poi improvvisamente, appena l'ha promossa Calderone, non voleva più. E addirittura la modifica del titolo quinto della Costituzione che la sancisce è stata fatta da un governo di sinistra. Quindi, ma questo già l'abbiamo detto più volte. Lui nota una cosa piuttosto interessante, il fatto che Elly Schlein, quando si candidò alle europee, fece una dichiarazione, dichiarò che in Europa aveva intenzione di dichiarare, bisogna avere il coraggio di dichiarare una guerra incondizionata alle diseguaglianze, perché senza i diritti non c'è lo sviluppo. Okay. Però poi si è dimenticata di spiegare per quale motivo poi dopo non ha più detto nulla, per esempio riguardo alla politica fiscale dell'Europa. Perché tutte queste diseguaglianze in realtà le vediamo nella politica fiscale europea, per cui degli stati dell'Europa, ognuno fa la politica fiscale, certamente non è unica, quindi ognuno fa la sua, e quindi ci sono delle situazioni per cui le aliquote, diciamo, complessive fiscali di un paese sono inferiori a quelle di un altro, quindi spingono le aziende a spostarsi come domicilio fiscale
anche come ragione sociale, da un paese a un altro. Faccio solo un esempio. Mentre Malta ha una aliquota molto alta, è quella più alta in Europa per le imposte sulle sue società, che è il 35%, e l'Italia ha il 27,8%, è quarta in classifica, e poi dopo a un certo punto c'è la Lituania che è al 15%, vabbè, la Lituania, però poi si arriva all'Irlanda che è al 12,5%. La qualcosa spiega per quale motivo tutti i grandi gruppi vanno a fiscalizzarsi in Irlanda. Ora, di tutto questo, come mai la sinistra non ha mai combattuto non ha mai combattuto contro questa, come dire, autonomia all'interno Vero? dell'Unione Europea, no? L'Unione Europea gode di un'autonomia che consente una concorrenza sleale, e perché questa è la realtà, no? Dopodiché in casa nostra invece combattono un'autonomia che consentirebbe una concorrenza leale, perché noi avremmo anche i LEP fra le altre cose, no? E questa è una delle è l'ennesima di una serie di contraddizioni che rendono l'operato della sinistra su questi temi piuttosto ridicola, non che contraddittoria. È chiaro che loro vogliono appiattire tutto quanto, vogliono appiattire soprattutto la sanità, quella che funziona, no? Fare tutto in modo che sia una sanità alla calabrese, così siamo tutti quanti uguali e basta con sta cosa di farsi curare in Lombardia, in Emilia Romagna, eccetera. Tutti calabresi siamo. Con il rispetto dovuto naturalmente a chi è calabrese e lavora molto duramente su questo fronte, ma chiaro ci vogliono anche le persone giuste e le possibilità giuste di portare avanti un buon lavoro. Il sito lo conoscete, radiolibertà.net. Se cercate un'informazione che non è presente, come la diciamo noi, dalle altre parti, perché la diciamo noi, radiolibertà.net, grazie a Beppe Braga, E che oggi è avremo anche nel collaboratore. pomeriggio un nuovo aggiornamento degli scorretti di Carlo Cambi. Eccolo lì, lo so, te lo stai sbobinando a tutto volume di là. Esatto, ci stiamo lavorando e domani mattina ne parliamo un po'. Pompa Carlo Cambi, pompa, grazie Beppe Braga, buon lavoro. Grazie a voi, dopo. buona giornata, Ciao. grazie Sammy. Ciao. Prego. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario Bitonci per la puntuale risposta e grazie per aver messo in evidenza tutte le misure e tutte le azioni che questo governo ha portato e sta portando avanti per far fronte alla grande crisi di questo comparto. Un impegno costante e anche rivolto al futuro, tant'è che lei stesso ha comunicato la volontà del suo Ministero di prorogare il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per il 2025. Misure che poi hanno trovato una grande adesione delle aziende del comparto, segno che le misure messe in campo da questo governo sono misure efficaci, efficienti e che effettivamente servono al territorio e servono per fare fronte a questa grave crisi di settore. E grazie perché con questa sua risposta puntuale si mette fine anche alle numerose fake news diffuse nel nostro territorio, nel territorio toscano, dal governatore toscano Gianni e dalla sua giunta, che in più di un articolo, direi quotidianamente, mettono in evidenza una bugia, che il governo è assente, che il governo è fermo e che il governo non ha messo in campo nessuna misura per far fronte alla crisi di settore. Tant'è che, come lei ha citato nella risposta alla mia interrogazione, l'8 aprile 2024 è stato sottoscritto un accordo di programma proprio tra il Ministero e la Regione Toscana. E spero che la Regione Toscana, che ha abbandonato proprio un comparto tessile, un tessuto particolare, un vero made in Italy, tutto toscano, ma che ha un'importanza internazionale, Panno del Casentino, completamente abbandonato e che rischia di morire. Io mi auguro che la Regione Toscana, che il governatore Gianni, che è stato più volte sollecitato sul tema, abbia la stessa attenzione sui prodotti locali, quell'attenzione che il governo sta portando avanti e ha dichiarato di voler continuare. Queste misure sono importanti, hanno trovato una grande adesione da parte delle aziende del comparto, ma necessitano di essere prorogate, come lei ha detto, ma l'attenzione del governo rispetto alle necessità e alle richieste del comparto
ci danno anche serenità, quella serenità che è stata tolta dalle fake news della Regione Toscana, quindi io la ringrazio anche a nome di tutti i parlamentari toscani che hanno sottoscritto insieme a me l'interrogazione. Vi chiedo di continuare ad avere la stessa attenzione per questo comparto che in Toscana è essenziale e determinante. In più, a settembre ci sarà anche un'attenzione nei prossimi giorni sul tema degli ammortizzatori sociali per i lavoratori al Ministero del Lavoro, e questo mette in evidenza anche una sinergia tra i vari ministeri, e per questo la ringrazio. Grazie. Sapete che Sammy Varin ogni mezz'ora si permette di darvi dei consigli musicali e vi faccio ascoltare artisti che difficilmente sentite su altri canali. Tutti artisti indipendenti o piccole case discografiche sconosciute che raramente vengono prese in considerazione dalle radio, dalle televisioni più blasonate, o raramente non vuol dire mai. È il caso di un cantautore che stiamo seguendo da qualche tempo,
perché ha cominciato con una voce similissima a quella del grandissimo Lucio Battisti, e ancora adesso ce l'ha, però poi è diventato molto più personale e ci porta in un mondo tutto suo. Sono andato adesso sul suo sito: cantautore di talento, scrittore di canzoni, performer di sogni e visioni. Guarda che bella foto, signori. Il sito internet è quello di Mauro Masè. Ciao Mauro! Ciao Sammy, sono molto contento di essere qui e grazie di avermi invitato, e saluto tutti gli amici di Radio Libertà. Grazie Mauro, e ci manchi, d'altronde quando non ti sentiamo in telefonica sentiamo la tua musica, perché la programmiamo puntualmente, perché merita, perché poi in questo pezzo che si chiama Fotografando un giorno, se ve lo risentite, veramente sono tante fotografie piene di sogni, aspettando un nuovo futuro. C'è sempre qualcosa poi di positivo, c'è sempre una buona meditazione nelle canzoni di Mauro Masè, e qui naturalmente ti chiedo di raccontarti ai nostri ascoltatori, perché la tua storia è veramente bella, con tante esperienze positive, partendo dalla tua voce che, come dicevo prima, richiama alla memoria il grandissimo Lucio Battisti, e se ne è accorto più di una persona, è vero? Questo è vero, sì, anche perché quando poi faccio dei concerti, delle esibizioni in pubblico, la gente mi accomuna a questo grande artista, grande cantautore qual è stato Lucio Battisti. Naturalmente io ho anche una mia identità e scrivo canzoni da adolescente. Quando ero piccolo, da adolescente, scrivo canzoni per farmi un po' il galletto con le ragazze, e invece di regalare fiori regalavo canzoni, e da lì è partito un po' tutta la mia storia, che man mano è andata sempre avanti fino adesso, ai giorni nostri. Per quanto riguarda la canzone Fotografando un giorno, è una canzone che mi è venuta l'ispirazione durante un trasloco. Pensa se io stavo traslocando casa e avevo sotto il magazzino diversi pacchi da preparare, da imballare, sai come facciamo tutti quando traslochiamo, e ho ritrovato una macchinetta fotografica, sai, di quelle che c'erano in rullino, che avevano i miei genitori, che è molto bella, ancora funzionante, e da lì mi è venuta un'idea, un'ispirazione, una melodia in testa. Allora sono corso subito sopra a casa e ho buttato giù, guarda, ti dico la sincera verità, ho buttato giù questa canzone ma nemmeno in 7 minuti. Quindi ho fatto la melodia, l'arrangiamento, tutto, in nemmeno 7 minuti è nata questa canzone, che poi è diventata un singolo e che naturalmente poi porterà il titolo dell'album, che uscirà nel mese di novembre con 14 nuovi brani. Cioè, capito ragazzi, sta per uscire l'album nuovo di Mauro Masè, e chi insomma ha questo dono come Mauro ce l'ha di poter mettere in musica e parole una sensazione, una serie di emozioni, beh signori, va assolutamente seguito, perché in queste canzoni trovate anche la vostra, e trovate anche quella che parla di voi. Questa è la magia, secondo me, della musica indipendente, che diventa ancora più vostra, perché non è l'artista che ha venduto milioni di copie, pompato come non mai da RTL o da Radiodimensione Suono. No, sono artisti meno conosciuti ma amatissimi nel loro territorio, che fanno serate stracolme in piccoli, grandi locali, e che molto spesso riescono a sopravvivere proprio grazie al fatto di poter vendere i loro CD nei concerti. È una fonte importantissima di sostentamento per chi vive di musica. E a proposito del Mauro Masè, Mauro, so che insomma, sbirciando sul tuo sito, su Instagram eccetera, anche a concerti vai bene, quando giri fai il pienone, hai qualche pubblico in particolare che vuoi salutare, che vuoi ringraziare nell'estate che ormai si sta spegnendo lentamente, che inizia a fare freschettino? C'è qualche serata che vuoi ricordare che hai fatto negli ultimi mesi?
Sono state tutte belle le serate che ho fatto, in particolar modo voglio ringraziare il pubblico che è venuto ad ascoltarmi all'arena del porto turistico di Marina di Pescara, che abbiamo fatto il sold out ed è stata veramente una grande data, molto 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 bella, è una grande esperienza perché poi ho interagito con il pubblico, abbiamo parlato e veramente sono stato meravigliato anche dal pubblico che veniva a chiedermi l'autografo oppure a chiedermi qualcosa, ecco, voleva sapere di me, voleva sapere la mia storia, voleva sapere dove incontrarmi e dove vedermi sui social. E quindi io furbamente mi sono fatto una business card, una carta da visita e ne ho lasciate molte. Bello, 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 signori, queste sono soddisfazioni, ma soprattutto sono emozioni che ti fanno capire quando l'artista entra davvero nel cuore della gente. Allora, l'appuntamento per chi ci segue in giro per l'Italia è certamente su internet, basta scrivere Mauro Masè e su Instagram o su Facebook immagino la stessa cosa, Mauro. Sì, infatti su Instagram, su Facebook, sono in diversi social, ho anche un mio sito internet come tu hai appena detto e la gente mi può trovare, mi può scrivere, io cercherò di rispondere a tutti. E questo è il bello degli artisti indipendenti, che li puoi scrivere direttamente e ti rispondono perché hanno tempo e voglia di farlo, mentre quelli grandissimi eccetera col cavolo che ottieni risposta. Almeno un tempo potevi scrivergli una lettera e insomma sapevi che in qualche modo arrivava da qualche parte. Adesso scrivi un qualcosa e dici boh, chissà mai se mi leggerà. Mentre per chi ci segue dal territorio, dove trovano Mauro Masè? Dove fai base? Di dove sei? Dove abiti? Dove ti veniamo a cercare, magari a citofonare? Allora, io sono abruzzese di Chieti. Chieti! Sì, Chieti. E quindi molte persone mi conoscono, naturalmente giro anche l'Italia, quindi vado a Bologna, a Modena, sono venuto a Milano tante volte, ho suonato al Palazzo Parigi, bellissima location dietro al Duomo, e ho fatto diversi concerti, diverse esibizioni. Quindi signori, Chieti sì, ma dovete controllare se c'è, perché beccarlo Mauro Masè è sempre in giro, soprattutto con la bella stagione, non manca di girare l'Italia in tour. Chiaramente Mauro, e noi ci sentiamo con l'arrivo del nuovo album, puoi spoilerare qualche cosa, qualche argomentazione, qualche emozione che ci hai messa dentro, magari presa proprio da qualche colloquio con i tuoi fan, perché il bello degli artisti indipendenti è che voi li scrivete, voi ci parlate, voi li trasmettete un vostro pensiero e loro lo fanno proprio, magari mettendolo poi in musica nella canzone successiva, Mauro? Infatti l'album l'ho scritto e c'è un filo conduttore, e il filo conduttore è questo: immortalare il tempo. E la domanda che io mi sono fatto è questa: ma come si fa a fermare il tempo? Allora io l'ho descritto in queste 14 canzoni e forse, chissà, forse ci sono riuscito, ho immortalato il tempo. Bello, bello, immortalare il tempo, signori. A voi adesso l'ardua sentenza, andate a scoprire la musica di Mauro Masè. E Mauro, per te naturalmente un grande grazie e restiamo in contatto. Grazie a te Sammy, ancora saluto tutti gli amici di Radio Libertà che mi vogliono bene e alla prossima. Grazie Ciao. a tutti. Ciao, alla prossima. Mauro Masè. E avete un po' la sensazione di parlare anche con Lucio Battisti? Io no, guarda, la sensazione c'è davvero. Dai, sono le 13:47. Come va, signori? Ci siete o non ci siete? Riapriamo le linee 0292947222. C'è Sammy Varini in onda con voi per commentare le notizie del giorno. Tra 10 minuti avremo anche la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. Ma intanto che cosa si muove? Che cosa si muove? Si muove che
te l'ho detto, Mago Varin, mago, adesso arriva l'incazzatura per i poveri terroristi che gli è esploso il cercapersone, sono diventati ciechi, perdono la vista in 500, abbiamo 500 terroristi Hezbollah in giro per il mondo con il cane guida a chiedere la carità, e se non gliela dai quelli e tirano fuori subito il mitragliatore. Non scherzare, Sammy Varin, non scherzare. No, sta montando l'arrabbiatura, guarda un po'. Guarda cosa scrive il mio amico Marco Rizzo, a cui voglio molto bene, spesso e volentieri la pensa come noi, è un po' comunista, però si candida anche in Umbria contro di noi, però gli vogliamo bene lo stesso, e guarda cosa scrive Marco Rizzo. Quello che è successo in Libano da parte dello Stato di Israele è tremendo e incredibile allo stesso tempo. Sono stati fatti esplodere migliaia di apparecchi telefonici di cercapersona, uccidendo e ferendo centinaia di persone, anche minori. Dal punto di vista del diritto internazionale, tanto per far finta che ne esista uno, come pensate di definire un'azione del genere? Altra domanda: con un così sofisticato livello di tecnologia, possibile che Israele non abbia avuto sentore del famoso attacco del 7 ottobre? Così il comunista Marco Rizzo, e ripeto, sono sicuro che darà il là poi a tante ulteriori polemiche. Insomma, lo sappiamo, questi israeliani si stanno vendicando, una vendetta che insomma va avanti da un po' di tempo, e speriamo naturalmente che possa concludersi. Il bonus Befana, è per fortuna che la Befana c'è, noi ci crediamo alla Befana, ma soprattutto chiediamo il bonus, quello sì. Poi se la Befana non ci porta niente, quest'anno sarà in busta paga nella 13ª, ci anticipa il sito del Corriere, a chi spettano i 100 euro. Naturalmente se clicchi non te lo dice il Corriere, perché dipende, e qui cos'è, sarà automatico, aspetta e spera, però siamo assolutamente ottimisti. Viva la Befana, complimenti a Fedez che non perde un concerto per sparare cazzate, vai. Il 17 settembre dal palco del concerto a Reggio Calabria, ieri, che cosa ha detto? Ha detto: Maria, facci la grazia, liberaci da Salvini. Ma è ossessionato, curatelo, che ogni tanto c'ha anche bisogno di cure pure lui, è ossessionato da Salvini, ma soprattutto chiama Maria, e sai che Maria non è Maria quella che ogni tanto appare a qualcuno, no, Maria, la marijuana per Fedez, che salutiamo caramente, anche lui c'ha i suoi problemi d'amore, litigi vari, tutte cose che uno dice: ma che cosa ce ne può fottere di Fedez? Eppure c'è gente che lo segue, c'è gente che sta lì a guardare cosa dice, cosa fa, perché Fedez, santa polenta. Tra le segnalazioni, certo c'è Toninelli, anche voi siete un po' ossessionati da Toninelli. Io ringrazio chi me lo fa avere, un Toninelli fresco, ma mica tanto, però lo ricorda anche Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, e insomma queste cose Toninelli le ha dette. Stiamo parlando naturalmente della vicenda Matteo Salvini, della vicenda Open Arms, e non soltanto quella, poveri immigrati che non sono stati fatti scendere subito dalla nave. Cosa diceva Toninelli ai tempi? Sentilo un po' qua, alziamo il volume e ascoltiamo insieme Toninelli. Dell'imbarcazione al porto. Ma ci rendiamo conto che nel 2018, solo grazie a 7 mesi del governo del cambiamento, meno 90% di sbarchi in Italia. Sai che cosa significa? Però se non c'era sottoscritto, la Lega non faceva niente, perché io e Salvini, se non agivamo contemporaneamente, io sono responsabile della sicurezza della navigazione fino all'attracco dell'imbarcazione al porto. Lui è responsabile dopo dello sbarco per ordine pubblico. Se queste due cose, questi due elementi e queste due politiche non si integravano, non c'era meno 90%. Quindi iniziamo a dire che è grazie al buon lavoro di due forze politiche chiare e coerenti, insieme, fatte insieme, che si portano a casa i risultati. Caro Toninelli,
noi ti vogliamo bene, anche a te vogliamo bene, però insomma sta cosa che poi dopo si è dimenticato tutto, cioè tutte cose che poi dopo gli hanno chiesto i magistrati mesi fa e boh, non mi ricordo, ho detto ma non si poteva fargli sentire questo audio? Grazie naturalmente a chi me l'ha passato e grazie a Isabella Tovaglieri che effettivamente è sempre attiva e soprattutto attiva in Europarlamento. E a proposito di Europarlamento, sapete insomma che la destra, il centrodestra è riuscito ad avere un rappresentante in Europarlamento e la cosa ha lasciato assolutamente di stucco la sinistra, che è ancora lì a pensare dicendo ma cosa faccio? Lo voto o non lo voto? Fitto. E siamo tutti qui ad aspettare, certo, quando ci sarà il voto, se Fitto sarà votato da Partito Democratico e soprattutto dal Movimento 5 Stelle. Intanto all'assemblea di Confindustria poco fa la Meloni ha detto che si cresce all'1%, non il suo partito ma l'Italia, crescita all'1% a portata di mano. E Orsini ha detto correggere gli errori dell'Europa sul Green Deal. Quindi capite, tu dici ma come? Ma il PD non sarà d'accordo? Lo so, il problema è quello, che se non sono d'accordo la ragione è sempre del PD e quindi bisogna fare qualcosa per fermare questa mania del Green Deal. Il problema è che la mania ce l'ha la von der Leyen e siamo tutti quanti ai suoi ordini, compreso questo Fitto, insomma, che la vicepresidenza c'è, ma scrive Repubblica, per Meloni una vicepresidenza inutile, l'interesse nazionale è sconfitto. Oh, Claudio Tito porta una sfiga, ragazzi miei, ma povero Fitto, che cosa deve fare? Non ha ancora cominciato a lavorare, la sua presidenza è inutile. Noi naturalmente facciamo il tifo e speriamo che anche PD 5 Stelle facciano il tifo per il nostro paese. Non capita quasi mai. Ancora segnalazioni certamente anche tramite WhatsApp 340 6709 659, ma c'è anche chi vuole andare in onda in diretta chiamando 0292 94 7222. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Oi. ancora Antonio. Ciao Antonio. Ciao. Niente, sono in giro, adesso sono un po' qua, adesso piove per la raccolta mele, ora vediamo se troviamo qualcosa. E niente, se ho detto, niente, volevo solamente dire, io e Paolo siamo sempre qua, e niente, se qualcuno lo rompo ancora le scatole, Come se no? qualcuno serve, qualcuno in agricoltura, se serve. Lo facciamo volentieri l'appello, se servono mani per cogliere mele, qualunque cosa si possa cogliere dagli alberi, ci sono i nostri due ascoltatori che girano l'Italia e si danno da fare e hanno bisogno di lavorare soprattutto, è vero Antonio? Sì, è vero, grazie Sammy, grazie, gentilissimo. Ok, grazie a te naturalmente che ci ascolti. Scusa se sei turbato per sta cosa. Ma ci sono che? problemi più grandi. No, non ci sono problemi più grandi, guarda, il resto sono tutte cazzate. Chiamate Radio Libertà se avete un lavoro da offrire a questi due ragazzi, signori. E intanto, certamente, guarda che striscioni che stanno spuntando in giro per l'Italia. L'unico a difendere i confini, stiamo con Salvini. Ragazzi, guarda che le foto, chi ci guarda sul 252, sui social, non è lo stesso striscione preso da diverse angolazioni, assolutamente. Qui c'è scritto sto con Salvini, qui l'unico a difendere i confini, stiamo con Salvini, anche qui c'è scritto la stessa cosa, ma è un altro striscione, signori, su un altro ponte, unico a difendere i confini, stiamo con Salvini. Se non sapete cosa fare questa sera, un bello striscione, tipo quelli che si scrivono, sai, quando si sposa qualcuno, eccetera, e scegliete il ponte giusto dove appenderlo, lanciamo
questo segnale, che non vogliamo dire assolutamente che ce l'abbiamo con la magistratura, eccetera, vogliono intimorire la magistratura, santa polenta, ragazzi miei, ci mancherebbe altro, però guarda, anche Cruciani, nessuno è morto, nessuno ha fatto nulla e accusate un ministro di sequestro di persona. Sequestro di persona. Ma vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi. È una richiesta politica, questo è chiaro. Così Giuseppe Cruciani, ma ribadisco e discorriba, ragazzi, Salvini può stare simpatico o antipatico, la cosa che ci fa arrabbiare è che questo è anche il nostro pensiero, siamo anche noi che non vogliamo che continuino a entrare immigrati e soprattutto in quel caso che ce li becchiamo sempre ogni volta soltanto noi. Li dividiamo nell'Europa e non viene più detto questo verbo, è condivisione degli immigrati in Europa, non se ne parla più. Adesso tutti addosso Salvini, tutti addosso poverini, non sono stati fatti scendere quando volevano scendere, eccetera, ma il nesso della situazione è anche questo, ragazzi. Gli immigrati che arrivano vanno divisi per tutti gli stati d'Europa, ok? Tu dici, vabbè, chi non li vuole? La von der Leyen ha detto paghi. Oh, però, comoda sta cosa. Chi non vuole il migrante paga e niente migrante, ce lo teniamo noi comunque. Zitti, che adesso li pagano anche per andarsene, per tornarsene in Italia. Mamma mia. Luca da Bologna, della vicenda orribile di Parma, cosa dobbiamo dire? Che razza di ambiente è quello in cui è maturata? Cosa è diventata questa società? Bravo Luca, non posso neanche dire che era la solita immigrata, certo, questi migranti fanno tutte le schifezze, le fanno loro, no, le abbiamo fatte noi. E significa che stiamo sempre peggio. Diamo la colpa al Covid? Diamo la colpa al Covid. Dopo il Covid non ci siamo più ripresi. L'orrore nella villetta di Traversetolo in provincia di Parma. Chiara confessa di aver ucciso 2 neonati. Il no alla richiesta d'arresto, ma soprattutto questa 21enne che avrebbe confessato di aver ucciso anche il suo primo neonato e nessuno si è accorto che era incinta perché mangiava pochissimo. Cose inspiegabili certamente, ma la spiegazione c'è. Probabilmente stiamo tutti quanti impazzendo e allora sai che faccio? Ma adesso mi fermo soltanto per 1 minuto, il tempo di andare a cercare una rappresentante della Lega e parlare di buona politica internazionale. Tra pochissimo arriva Stefania Pucciarelli. E qui la voce di Sammy Varin in diretta nazionale su Radio Libertà, sul canale 252 in tutta Italia, ma in tutta Italia anche con la Radio DAB. Se siete in auto avete scoperto che Radio Libertà si sente ovunque schiacciando il bottoncino DAB della vostra autoradio. E ogni giorno noi ci colleghiamo col Parlamento per sapere cosa sta accadendo, di cosa si sta parlando. Grazie per essere con noi alla senatrice della Lega, Stefania Pucciarelli. Buongiorno.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito e un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie Stefania, già sottosegretario di Stato alla Difesa e proprio del quadro geopolitico internazionale avete parlato in Senato nelle ultime ore, un quadro che sta evolvendo molto velocemente e anche per questo è necessario snellire l'iter legislativo legato ad esempio alle missioni internazionali per garantire il massimo supporto al nostro personale all'estero. Raccontaci Stefania di cosa avete parlato nelle ultime ore. Io direi non solo il massimo supporto per il nostro personale all'estero, ma il massimo supporto per noi stessi, per il semplice fatto che in un quadro geopolitico come quello attuale, dove molte sollecitazioni arrivano dai conflitti che sono attualmente in atto, abbiamo visto il danno creato alla nostra economia a seguito dell'attacco degli Houthi nel Mar Rosso, con tutto poi la conseguente rivisitazione di quelli che sono i traffici marittimi che hanno deciso molte compagnie marittime di circumnavigare l'Africa e non passare appunto in una zona così pericolosa a seguito di questi attacchi degli Houthi. E quindi proprio per poter autorizzare la missione Aspides che di fatto consentisse quello che è il presidio della zona da parte di unità della Marina Militare, in questo caso la nostra Marina Militare italiana. Di fatto abbiamo avuto bisogno di aspettare 2 mesi perché l'iter della 145, che è la legge in pratica che del 2016 che normava quelle che sono tutte le nostre missioni, nel momento in cui tu andavi ad approvare una nuova missione, la tempistica era molto farraginosa. Quindi a gennaio dello scorso anno il Consiglio dei Ministri ha preparato e ha portato un disegno di legge che riforma la 145, che ha visto la sua conclusione ieri in aula al Senato per delle modifiche che sono sostanziali. In pratica è una semplificazione del procedimento di autorizzazione per il finanziamento e l'autorizzazione di nuove missioni. Vi è una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli assetti dell'unità del personale interno alle missioni, che sono già operative in una medesima area geografica, per cui anche nel caso del Mar Rosso era sufficiente ampliare il raggio di azione di una missione che era già nell'area e quindi potevi benissimo nel giro di qualche giorno avere l'unità navale operativa in loco proprio per dissuadere gli Houthi da questi attacchi. Invece è dovuto attendere 3 mesi per autorizzare la nuova missione. La modifica della 145 come è stata ipotizzata vede in caso di situazioni di crisi o di situazioni di emergenza, in pratica questa rapidità di autorizzazione consente alle Camere di avviare un'autorizzazione in 5 giorni nel momento in cui viene presentato il decreto governativo. E questo non fa venir meno comunque quello che è la parte del Parlamento, cioè il Parlamento non viene svuotato dalle proprie competenze, solamente una procedura più snella con poi tutto il percorso che arriverà attraverso le commissioni e l'Aula, ma con una tempistica stabilita, ben definita e senza che vi sia una perdita inutile di tempistiche che invece abbiamo visto come l'economia ha subito nel periodo del blocco degli Houthi un rincaro delle materie proprio a seguito della differente decisione di allungare quello che era il viaggio attraverso il mare delle navi, in modo particolare navi mercantili. Di fatto oggi con gli scenari che viviamo vi era bisogno di adeguare una legge che era nel 2016 nata con altre situazioni e necessariamente l'abbiamo dovuta aggiornare a quelle che sono attualmente le situazioni contingenti. Il tema legato alla crisi in Medio Oriente è uno, ma anche il tema legato al conflitto della Russia con l'Ucraina è un altro di questi, con tutte quello che sono le implicazioni abbiamo visto che sono ricadute anche per noi nel nostro territorio e sulla nostra economia.
Chiarissimo, ci vogliono sempre nuovi aggiornamenti superando quella che poi è sempre la famosa burocrazia. E noi ringraziamo la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. Buon lavoro Stefania. Grazie a voi, grazie, buon lavoro a voi e un saluto nuovamente alle persone che ci ascoltano. Particolarissima questa canzone di Claudio Rigo. Per lui è un po' la sua Love of My Life di Freddie Mercury. Si intitola invece Coralli, l'ultima canzone di Claudio Rigo, da Torino a Milano, il Conservatorio ad Alessandria, cantautore, pianista, ma soprattutto un divoratore di musica. Anche noi siamo divoratori di musica e ogni mezz'ora nella trasmissione di Sammy Varin Potere al Popolo io vi trasmetto un artista sconosciuto a livello nazionale, piccoli tesori che io trovo e voglio assolutamente proporvi perché siamo diversi, e certo, siamo assolutamente diversi dalle altre grosse e grasse radio, diciamo cose diverse e trasmettiamo anche musica diversa. Naturalmente trasmettiamo anche
i vostri pensieri, che molto spesso sono completamente diversi da quello che circola dalle altre parti. E allora datevi da fare, chi vuole commentare le notizie del giorno, il numero è sempre quello, 0292947222 o tramite WhatsApp al 3406709 C'è Marina Berlusconi che ha scritto a Repubblica, signori, perché Repubblica continuava a dire ma questa ce l'ha contro la Meloni, ce l'ha con Tajani, oddio con Tajani non lo so, con la Meloni, con il governo ci è venuto anche in mente, però erano sensazioni, magari bisognerebbe intervistare anche l'altro fratello. La presidente di Fininvest ha scritto a Repubblica per smentire lo scontento nei confronti del segretario di Forza Italia o della Premier. Ve la leggo perché questa verrà poi sicuramente commentata nelle prossime ore e soprattutto perché abbiamo visto nel palinsesto di Mediaset comparire tante cosettine che ci hanno fatto tirare su più di un sopracciglio. Caro direttore, questa mattina sul suo giornale ho letto il nuovo ultimo ennesimo retroscena che mi riguarda. So bene che arginare il fiume delle voci e delle indiscrezioni è pratica molto difficile se non impossibile, ma io non posso continuare a tollerare presunte ricostruzioni che non hanno il minimo contatto con la realtà. L'articolo di oggi attribuisce alla mia famiglia disistima nei confronti di Giorgia Meloni e scontentezza per l'operato di Antonio Tajani alla guida di Forza Italia, quando in entrambi i casi è vero esattamente il contrario. La Repubblica descrive persino pensieri e progetti che non ho né ho mai avuto, arriva addirittura a deformare il contenuto di incontri che fanno parte del mio ruolo e del mio lavoro, e qualche incontrino un po' particolare in effetti ci ha fatto pensare, però non è vero niente, trasformandoli in assurde riunioni carbonare che nasconderebbero trame politiche da fantascienza. Tutto molto affascinante, dice la Marina, lo ammetto, quasi intrigante, ma anche distante 20.000 leghe dalla verità. Ha parlato di Lega. Vabbè. Già la verità, in un'epoca di fake news e di chiacchiere incontrollabili, conta ancora qualcosa? Per questo le scrivo, caro direttore, per rispetto del lavoro che fate e per rispetto del suo giornale, ancor prima però per rispetto e per amor di verità, forse sarò ostinata e di certo le parrò all'antica, ma continuo a pensare che la realtà dei fatti conservi un valore e che i retroscena possono avere un senso soltanto quando i sé dietro il palcoscenico descrivono una scena reale, non un teatro, anzi un teatrino che non c'è. Questa la lettera di Marina Berlusconi a Repubblica, che l'ha messa a tutta pagina e si può leggere senza neanche la pubblicità. Scende in politica, è chiaro che scende in politica, dai. No, come osa Sammy Varin su Radio Libertà a dire no, ma è una sensazione mia, una cosa. Chi ha detto che scende in politica? Chi ha detto? Il regista, l'ha detto lui. Signori, che ne pensate? No, scenderà davvero in politica? O lei o il fratello? E molte volte abbiamo avuto questa sensazione e giustamente noi la diciamo, la urliamo a volte. Che cosa sta succedendo? Bah, al momento quello che sta succedendo è che non c'è nessuna connessione a internet, lo dico ai nostri registi. Ragazzi, non funziona più internet, ne sapete qualcosa? Non funziona più internet, ne sapete qualcosa? Dicevo, io parlavo così, non lo so. Provate a vedere se per caso ritorna. Da voi funziona? Sì, soliti fortunati ragazzi, assolutamente. Vabbè, comunque io vado avanti lo stesso perché i WhatsApp ci sono quelli già arrivati e a proposito di questo, signori, certo, ci sono le vostre segnalazioni, quelle importanti, tra cui quella di Aurora Lussana, che ringraziamo e salutiamo. Ha scritto il bellissimo libro intitolato L'Umberto e Aurora Lussana farà parte degli aperitivi letterari, gli incontri del venerdì sera a Fenegrò. Siamo nel Comasco, ma anche nella Brianza, che è raggiungibilissima da ogni parte. Venerdì 20 settembre, questo venerdì alle 20,
Aperitivi letterari special edition con la presentazione del libro L'Umberto di Aurora Lussana. Io ci faccio su quello che volete, l'Aurora Lussana sarà anche a Pontida, come ha visitato durante l'estate tantissime feste della Lega. Certo, questo libro L'Umberto ha avuto molto successo soprattutto perché ci parla dello storico fondatore della Lega Umberto Bossi in una versione così romanzata che ci piace. Vi leggo la presentazione. Ricordati sempre che io mi fido di più della gente con la canottiera che di quella con un bel vestito. Umberto Bossi è stato più di un politico, un uomo sempre fedele a se stesso, alle sue idee, alle sue battaglie. Questo libro è un racconto che ripercorre snodi essenziali, cadute e risalite, rituali collettivi e celebri battute, la storia della Lega di lotta e di governo che è stata come una figlia per Umberto Bossi, un ritratto autentico e ricco di aneddoti nella quale si ricostruisce tutto il mondo bossiano e il rumore di fondo prepolitico della Lega che oggi si ritrova a 40 anni dalla sua fondazione a detenere il simbolo più antico presente in Parlamento. L'omaggio al fondatore di una giornalista che lo ha seguito fin dagli inizi, da giovane militante, per raccontare di un movimento nel quale forse non resta più nulla delle origini, o forse del quale tutto è rimasto immutato nel sigillo del leghismo eterno. Queste le parole di presentazione del suo libro di Aurora Lussana, ex segretaria di Umberto Bossi, ex direttrice di Telepadania e del quotidiano La Padania, e che abbiamo intervistato più volte su queste frequenze e che troverete questo venerdì 20 settembre alle 20 a Fenegro Como. L'uomo che ha inventato il Nord, Umberto Bossi, gli aperitivi letterari presentati da Giancarlo Nicoli, consigliere comunale delegato alla cultura. Incontro si tiene nella sala del centro polifunzionale di Via Roma 22 a Fenegro, con ingresso libero. E questo naturalmente è il messaggio che lanciamo a tutti i leghisti, quelli celoduristi, ma anche quelli curiosi di conoscere un po' della storia della Lega, che troppo spesso viene ridotta alle solite panzanate. A proposito di solite panzanate, ragazzi miei, sta circolando certamente, l'abbiamo fatto ascoltare prima, ma sta circolando questo volantino che vi invito a inoltrare. Seguite Matteo Salvini su Facebook e su Instagram. La frase di Toninelli. Lo sapete, c'è una certa incazzatura da parte dei leghisti, ma anche semplicemente di chi ha un'idea politica riguardante i clandestini che continuano a sbarcare sul nostro territorio solo da noi e qua rimangono. Il processo a Matteo Salvini, quello che è stata la prima dichiarazione contro di lui e come andrà a finire. Ecco, una cosa che nessuno chiede, ci sono tanti giornalisti professionisti naturalmente che stanno interrogando, intervistando politici di destra e di sinistra, cosa succederà a Matteo Salvini, se fosse dichiarato colpevole si deve dimettere, tutte queste domande, ma nessuno che domanda alla gente che cosa ne pensa. Avete notato questa cosa? Nessuno che ha il coraggio di andare per strada, oggi c'era Agorà che girava per Roma, ma incontravano soltanto i politici del PD, quasi tutti di sinistra, chiedendo Matteo Salvini cosa deve fare, si deve dimettere se risulta colpevole, eccetera. Ma abbiate coraggio di chiedere alla gente comune che cosa ne pensa di questa situazione. C'è un motivo per cui non intervistano la gente, perché la gente è con Matteo Salvini. Almeno qui da queste frequenze ci accorgiamo che centinaia e centinaia di messaggi che arrivano, il 90% è a favore. Però dobbiamo ricordarci anche di Toninelli. Povero Toninelli, smemorato Toninelli, che però qualche tempo fa diceva: sui migranti ci rendiamo conto che nel 2018 abbiamo avuto meno 90% di sbarchi in Italia?
se non ci fosse stato il sottoscritto, Danilo Toninelli, la Lega non avrebbe fatto niente. Io e Salvini abbiamo agito contemporaneamente. Oh ragazzi, queste sono le sue parole, e c'è anche l'audio, se volete ve lo faccio sentire. Toninelli dichiarò: io sono responsabile della sicurezza della navigazione fino all'attracco dell'imbarcazione al porto. Lui, Salvini, è responsabile dopo per l'ordine pubblico dello sbarco. Se queste due politiche non si fossero integrate, non saremmo arrivati al meno 90% di sbarchi in Italia. Iniziamo a dire che grazie al buon lavoro di due forze politiche se si sono portati a casa i risultati. Così dichiarava Danilo Toninelli, che faceva il lavoro che fa adesso Matteo Salvini, ministro alle infrastrutture. Avete qualcosa da dire? Sì, no, c'è qualche frasettina che non posso assolutamente riferire. E poi certo la violenza rossa che arriva in queste ore sui social, attacco ONG a Salvini, vattene in prigione, ha detto che querela, Salvini. Opposizione indignata perché il leghista si difende, gli sfottò, troverà il suo porto sicuro in galera. E lui avvisa la procura: io non patteggio. Violenza progressista, attacco della ONG a Salvini, vattene in galera. Un altro titolo: per il PD e i 5 Stelle Matteo non può difendersi. Giallorossi indignati perché il vice premier replica a chi lo vuole in prigione. Gli spagnoli di Open Arms: il porto sicuro che si merita è il carcere. Opposizione sciacalla, dalla Schlein a Conte, raffica di offese al nemico. E il post di Alessandra Cappellari dice giustamente: sinistra, vergogna. E per fortuna, certo, che ci siete voi, per fortuna che c'è un'opinione pubblica molto forte in questi giorni in tutta Italia, gli striscioni che stanno apparendo qui, là, su, giù, su qualunque ponte, fatelo se ci avete voglia, un bello striscione anche voi, Salvini siamo con te, e lo appendete sul ponte più vicino, anche questo fuori da Regione Lombardia. Difendere i confini non è un reato, Salvini siamo con te. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, eccolo. Quella. Cesare. Ciao. Treviso. Ciao. Io vorrei fare una riflessione, ma Salvini, che è anche il mio cognome, fra l'altro. Dai. Vabbè, è accusato di sequestro di persona, ma sequestro vuol dire chiudere a chiave, impedire di muoversi alla persona. Ma non si tratta di sequestro, in quanto la nave era libera di andarsene quando voleva. Non è detto che fosse vincolata e bloccata. È come se io davanti al mio cancello voglio entrare qualcuno, io gli impedisco di entrare, ma se ne può andare, mica lo sequestro. O no? O no? È infondato l'accusa. L'accusa è infondata, secondo me. Dopo, non so cosa ne pensate. No, in aria. Non faccio Non che ha ascoltarti ed essere d'accordo, e ci sono tante motivazioni per cui l'accusa è infondata, e poi è giusto che ognuno di voi in questo momento dica il proprio pensiero. Tu hai detto il tuo, un altro mi ha scritto: speriamo che una volta al gabbio fondano la chiave addirittura, e quindi vedete, insomma, siamo in piena democrazia. A proposito invece della Marina Berlusconi, mi scrivono: ciao Sammy, scenderà sicuramente in politica la Marina Berlusconi e la vedo più determinata del papà. A me sta bene Salvini. Sì, ma questa Marina fa pensare, insomma. Tu dici, ma anche il fratello magari dice, no, non lo so. Ancora WhatsApp 340 6709 659. Caro Marin,
Puoi anche accettare l'uso di azioni terroristiche da parte di uno Stato, ma ti prego di evitare l'eccesso di ironia. Accanto ai miliziani colpiti c'erano parenti o bambini innocenti. Sono danni collaterali inaccettabili. Ormai abbiamo perso ogni forma di umanità. Peccato. Non vedo differenza tra i cercapersone esplosivi e le mine antiuomo a forma di bambolina. E caro ascoltatore o ascoltatrice, io sono d'accordissimo con te. L'ironia che metto, la metto veramente da tutte le parti, scherzando sul fatto che 500 terroristi di Hezbollah sono diventati ciechi, ma soprattutto con il dispiacere perché quelli intorno a loro hanno subito danni a volte gravissimi. Chiaro che questa cosa deve finire, Già abbiamo cercato di dirglielo, l'ONU ogni tanto balbetta qualche cosa, anche l'America ogni tanto balbetta qualche cosa, ma questi israeliani vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti. La vendetta israeliana è una vendetta infinita. Tutto questo però parallelamente porta a un'incazzatura multipla, come magari di questo ascoltatore o di questa ascoltatrice, ma tutto in giro per il mondo, che odieranno giorno dopo giorno sempre di più Israele, ma anche noi occidentali. Sappiatelo. E quindi la verità sta nel mezzo, certamente. Hezbollah sono poverini, sono diventati ciechi, sono morti, ci dispiace tanto, ma erano anche terroristi. Che facciamo? Non lo scriviamo come ha fatto quest'oggi il giornalone? La verità sta nel mezzo, certamente. Poi è chiaro, il bello di avere una radio è che possiamo tranquillamente parlarne ogni giorno, anche ogni ora. Ma chi glielo fa fare di scendere in politica? Hanno tutto e anche di più. Stiamo parlando di Marina Berlusconi, ragazzi, Questa è tosta. Se scende in politica la Marina Berlusconi, davvero, e se poi cominciano da Mediaset facendo entrare il PD, addio mondo crudele. Va bene, mi fermo, mi sto infilando in un cul-de-sac, mi fermo, ma solo per qualche minuto. Adesso c'è Acerbis, c'è il Qui Parlamento e poi la canzone indipendente, signori, un altro pezzo carinissimo di un artista della provincia di Varese. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ben ritrovati cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Tra i prodotti importanti che noi stiamo preparando per l'autunno e l'inverno spicca, 18 anni che noi ce l'abbiamo, ve lo proponiamo, quindi non è una cosa nuova, una cosa importante, sempre molto interessante. Il nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. Parentesi, noi siamo distributori unici del nostro sciroppo per tutta l'Italia. Non cercatelo perché non lo trovate. Quindi parliamo di un prodotto molto importante che all'interno del 20% di bava di lumaca, il principio attivo della bava di lumaca, il timo, la verbena, l'altea, il papavero. E che cosa serve? Per calmare la tosse grassa, la tosse secca e fluidificare il catarro in eccesso. Quando non sono malattie, il catarro, la tosse non sono malattie, sono mali di stagione che però insomma col tempo rompono un po' i maroni. Detto questo, cosa vi devo dire? Noi lo stiamo preparando il Bronco Free. Se lo volete 57 euro 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Come si assume? Prima di coricarsi sarebbe meglio, poi sulla boccettina c'è il misurino. Voi ne prendete un misurino, andate a fare le nanne, la bava di lumaca, i suoi principi attivi, fluidifica il catarro, lo rende molto più morbido e voi, per facilitare l'espettorazione, voi la mattina tossite 3 colpi di tosse e eliminate il catarro in eccesso. Il timo, la verbena, l'altea e il papavero sono coadiuvanti per la tosse, sono erbe importantissime che vi fanno calmare, quindi dormite anche meglio. E chi dorme bene di notte è meno di giorno, avete capito. Quindi attenti, però cosa succede? Non è che io trovo il timo, la verbena, l'altea, il papavero, la bava di lumaca così. Sono prodotti importanti e devono avere dei principi attivi importanti. Se lo volete, chi lo conosce già, chi lo prende ormai da 18 anni, io quest'anno faccio il prezzo dell'anno scorso. 57 euro, 3 flaconi,
a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Chiamate 030 68 40 408. Quindi Bronco Free, la ricetta antica delle Alpi, bava di lumaca e Timo Verbena, Altea Papaveri, il resto non ve lo dico perché la concorrenza mi sta ascoltando. 57 euro, siete a posto, tosse grassa, tosse secca, catarro, anche chi fuma tanto, gli ex fumatori, i fumatori. Insomma, 030 68 44 08. Dite ascolto Radio Libertà, il trasporto per voi è gratuito. Qui Parlamento. Sul tema, credo sia importante, riguarda le forze dell'ordine vittime del dovere. Il provvedimento che noi abbiamo discusso, che si è discusso in aula e di cui si è discusso anche fuori di quest'aula, con un contributo che ha dato evidentemente anche la minoranza nell'arco di tutta la discussione sugli emendamenti, è un tema fondamentale. Ringrazio il Governo per la sensibilità dimostrata. Il tema riguarda sia provvedimenti in termini di sicurezza, ma riguarda anche temi in riferimento al miglioramento delle tutele per le forze di polizia, per le forze armate e per i vigili del fuoco. L'ordine del giorno in discussione è un piccolo passo in avanti rispetto al recepimento delle istanze che arrivano da più tempo sulla disparità di trattamento che c'è fra le forze dell'ordine vittime di atti terroristici e le forze dell'ordine vittime per ferite o traumi subiti durante l'espletamento delle proprie funzioni. Il trattamento fra le due fattispecie, nostro malgrado, era e rimane invariato. Apprezziamo, e questo è il motivo anche dell'intervento e della volontà di metterlo al voto, l'impegno del governo a voler affrontare il tema, perché rimane la necessità che il sacrificio portato in essere dalle forze dell'ordine nell'espletamento delle proprie funzioni a tutela della collettività, indipendentemente dal contesto nel quale si svolga, possa avere la medesima considerazione, le medesime tutele giuridiche ed economiche. Ovviamente questo noi lo facciamo perché abbiamo ricevuto atti concreti e testimonianze soprattutto dai familiari di queste vittime. Il nostro auspicio, il mio auspicio è che sia questa legislatura e questo governo a dipanare questa ingiustizia. Grazie. Qui Parlamento.
È un video che dovete sbirciare su YouTube cercando la canzone Pupille e il nome di questo artista che è Simone, ma in realtà in arte si fa chiamare con un nome che andrebbe bene da appendere all'interno della sala d'aspetto di un dentista. 100.000 carie! Si fa chiamare così, tutto attaccato. 100.000 carie con la canzone Pupille. In realtà è Simone dalla provincia di Varese, una corsa tormentata al ritmo incalzante di un synth, ma soprattutto un video che più fantasioso di questo non esiste. Bravo Simone, siamo alle 14.38, è tempo di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Io lo so, e domani ce ne occuperemo in rassegna stampa perché ci sono io a fare la rassegna stampa domani giovedì. Sì, ore 7.30, sappiatelo. Ci occuperemo naturalmente della lettera che Marina Berlusconi ha scritto a Repubblica dicendo non c'è nessuna trama politica contro Tajani o Meloni. E c'era bisogno di dirlo? Sì che c'era bisogno di dirlo, sappiatelo, E naturalmente ha smentito che voglia entrare in politica. Speriamo, lo speriamo sinceramente. Mamma mia, se arriva in politica, dici che arriva al posto di Tajani, santa polenta, speriamo. No, ognuno c'ha il suo parere, ci potrebbe stare benissimo la Marina Berlusconi, ma dici che entra nel PD. vabbè. WhatsApp, certo, 3406709 i nuovi ascoltatori magari non lo sanno che nella trasmissione di Sammy Varin chiunque può entrare senza bussare inviando un messaggio, ma anche audio o video, al 3406709 I più coraggiosi entrano addirittura in audio con una telefonata in diretta chiamando 029294 7222. A proposito di appuntamenti da non scordare targati Lega, ne sono arrivati di nuovi e io sono ben felice di raccontarveli. Ad esempio, guarda qua, questo non lo sapevate, Lega Basilicata, la prima festa regionale della Lega in Basilicata, al cuore del sud. Appuntamento a Venosa, 28 e 29 settembre. Qui lo dico e non lo nego, 28 e 29 settembre, Venosa Basilicata. Ho lanciato per la prima volta questo evento, naturalmente avremo occasione di parlarne con chi lo organizza. A proposito di Vannacci, raga, ma che fine ha fatto Vannacci? Sai che me lo chiedevo, Vannacci questa sera farà una festa tutta sua e non vi dico dove, tanto è tutta sua e non c'entra niente la Lega, non c'è, è tutta sua, gli fanno la festa a Vannacci, ma mercoledì 25 settembre, quindi non questa settimana, la prossima, il nostro eurodeputato Roberto Vannacci, dico nostro perché della Lega anche si è candidato come indipendente, gnigniero, però farà parte dello schieramento pro Bucci presidente, elezioni in Liguria. Segnate giù questo appuntamento, mercoledì 25 settembre, ore 20:30 a Loano, in provincia di Savona, Piazza Rocca, un'Europa diversa, la Liguria protagonista. 25 settembre, 20:30, Loano, Piazza Rocca. L'ospite d'onore è Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega. Tra quelli che interverranno il grandissimo Edoardo Rixi e naturalmente tanti protagonisti della Lega in Liguria. Se siete in zona, segnate giù, mercoledì 25 settembre, ore 20:30, arriva Roberto Vannacci a Loano, in provincia di Savona. Un altro evento in quei giorni, domenica 29 settembre, signori, eccolo qua, ufficialmente abbiamo messo una nuova data perché la prima era a rischio acqua, adesso ci spostiamo in un ristorante, siamo sicuri che lì non piove, lo Spiedo Padano. Domenica 29 settembre a mezzogiorno ci ritroviamo presso il ristorante birreria La Loccia,
La Loggia, via Salvella 18, Rovato, Brescia. Il famoso spiedo padano che bisognava fare a inizio settembre lo abbiamo spostato a domenica 29 settembre. Saranno presenti gli esponenti politici più importanti della Lega nazionale, ma anche di quella regionale e di quella locale. Potremmo chiacchierare, ma soprattutto potremmo parlare al microfono della Lega di ieri, di oggi e di domani. E soprattutto, perdonateci, visto che ci sarò anche io, e c'è lo spiedo padano, lo spiedo bresciano, squisitezza, che sono sicuro qualcuno di voi non ha mai provato. Fateci un pensierino, perché bisogna prenotare entro il 25 settembre, signori miei, chiamando il 338 87 00 817. Ripeto, 338 87 00 817. Lo spiedo padano si compone di un menù da 25 euro con aperitivo, spiedo con polenta, patatine, ma c'è anche il dolce, il caffè, l'acqua e il vino a volontà. Mi ricordo benissimo i bottiglioni sul tavolo che andavano via uno via l'altro. Cosa carina se portate i vostri bambini? Non pagano. Menù bambini gratis, cotoletta, patatine e bibita. Meglio di così, ragazzi. E naturalmente siamo al coperto in un ristorante senza nessun problema di bel tempo o maltempo. Domenica 29 settembre a mezzogiorno lo spiedo padano, con lo staff di Radio Libertà, certamente con il Sammy Varin che vi saluterà al microfono e naturalmente intervisterà i politici che verranno a trovarci. Ma soprattutto, ribadisco e discoriba, il bello di essere lì è che potremo anticipare ciò che arriverà a Pontida. E guardalo qua, signori, già questo orologio in redazione ne è arrivato un altro. Dopo quello normale, nero, con adesivo di Radio Libertà, eccetera, è arrivato l'orologio solo per appassionati del genere, l'orologio di È tutto un magna magna. Vi giuro, se guardate in TV canale 252 o sui social, verde, e già è un colore che attira particolarmente l'attenzione leghista, ma soprattutto c'è scritto È tutto un magna magna. Chiaramente i fan della nuova trasmissione che conduco verso le 12:40, proprio una specie di chiacchierata veloce, non possono mancare all'acquisto, ma soprattutto è una frase che è sinceramente molto veritiera nell'ambito politico e non soltanto. Se la volete appendere nella vostra taverna, avete capito dove trovarlo. Nello spiedo padano di domenica 29 settembre a mezzogiorno ci saranno sì anche i gadget di Radio Libertà, l'orologio di Radio Libertà, ma anche, penso che già saranno pronti, i portachiavi in legno di Radio Libertà. Roba dell'altro mondo, non stiamo esagerando qui, comprare tutti sti gadget. Le magliette di Radio Libertà, sì, ci saranno anche queste, me le state richiedendo, io c'ho la XL, come faccio? Erano rimaste solo quelle piccoline. Santa polenta, ce le abbiamo, le stiamo rifacendo e per lo spiedo padano, ma soprattutto per Pontida, ci saranno anche le magliette di Radio Libertà. Oh, ma volete proprio tutto, ragazzi miei, volete tutto. Quindi cominciamo a mettere i puntini sulle i. Domenica 29 settembre, spiedo padano a Rovato in provincia di Brescia. Torniamo indietro nel tempo perché questo giovedì 19, a proposito di Pontida, a proposito dell'attacco a Matteo Salvini, alla Lega e a quello che è anche il vostro pensiero politico, questo giovedì 19 alle ore 21 ci si trova nella sezione di Ivrea della Lega, una delle sezioni più operative, per parlare proprio di quello che si sta organizzando in queste settimane. Una grande gazebata, questo è il prossimo weekend, la trasferta a Pontida il 6 di ottobre, ma soprattutto chiaramente la risposta a questi attacchi al nostro pensiero libero. Se siete in zona, questo giovedì
domani, ore 21, sede della Lega di Ivrea, una serata informativa proprio su queste argomentazioni. Chiaramente, se siete militanti della Lega o semplicemente simpatizzanti e volete reagire a questa situazione, l'occasione è importante, così come certamente prenotare il vostro posto in pullman per Pontida. In questo caso dalla Toscana mi arriva l'avviso di prenotarsi al 327 16 88 002 per la Pontida di domenica 6 ottobre. Da tutta Italia arriveremo nel Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo. La cosa bella è che veramente ci sono tutte le sezioni che organizzano un pullman. Se non la organizzano nel vostro paese, in quello vicino di sicuro c'è un pullman che vi porta il 6 ottobre domenica a Pontida in provincia di Bergamo. Cercate la sezione della Lega a voi più vicina e dite: "Uè, voglio venire anch'io a Pontida". Ecco qui l'altro volantino della mobilitazione di questo e del prossimo weekend: sabato 21, domenica 22, sabato 28 e domenica 29 settembre, 2 gazebate in tutta Italia per dire no a quello che stanno tramando certi magistrati, e ripeto, non soltanto contro Matteo Salvini, che può piacere o non piacere, ma contro quello che è il nostro pensiero politico da sempre. Noi che abbiamo votato la Lega, molta gente che la Lega non l'ha votata, che però dice basta con questi clandestini, ragazzi miei, non è che possono entrare tutti quanti e stiamo zitti e buoni. Evento targato Lega a Genova, venerdì 27 settembre. Chiaramente si avvicinano le elezioni in Liguria. Venerdì 27 settembre alle 20:30 arriva Matteo Salvini a Genova con Marco Bucci, che è candidato del centrodestra, Edoardo Rixi e naturalmente tutta la Lega locale. Ci troviamo al Teatro della Gioventù, via Cesarea 16 a Genova, venerdì 27 settembre. Tutti eventi targati Lega che trovate poi sul sito legaonline.it, da raccontare certamente a parenti o amici che magari incontrate e vi chiedono: ma che cosa si può fare? Guarda anche questo che carino di Crunchy, bellissimo, è Open Arms, chiesti 6 anni di galera per Salvini, e mentre ti avvicini al territorio italiano c'è il cartello del PD con Welcome in Italy, free entrance, entrata libera. Per il PD questo sarebbe il futuro. Noi non siamo d'accordo e lo diciamo chiaramente e ci ribelliamo a questa situazione. L'unico a difendere i confini stiamo con Salvini. Anche qui mi state spedendo altri volantini, altri striscioni che stanno facendo capolino in mezza Italia, non soltanto al nord, per sostenere Matteo Salvini, ma ripeto, per sostenere la nostra idea di libertà, quella che la Lega da sempre ha portato avanti, rispetto per le regole, e sembra davvero di avere scoperto l'acqua calda. Rispetto delle regole, Sammy Varin, ma sei impazzito? Sì, va bene, sto per fermarmi certamente, ma devo ricordarvi anche un altro evento targato Lega. Dai, dov'è? Eccolo qua, no, è questo, il pranzo con la Lega di questa domenica, è minimo. Domenica 22 settembre alle 13, sempre in Piemonte, siamo a Torino. La Lega al completo di Torino si trova al ristorante Cala Luna, Piazza Derna 238. Certamente sarà presente l'onorevole Riccardo Molinari, segretario della Lega Piemonte, capogruppo alla Camera, ma soprattutto un menù carinissimo per 4 soldi. A 25 euro vi danno antipasto di salumi, gnocchetti sardi al ragù, maialino al forno con patate arrosto, dolce caffè, vino in caraffa e acqua. 25 euro, diciamolo, ho fatto qualche festa della Lega, si sono strappati davvero un prezzaccio da quelle parti, e soprattutto ringraziamo il ristorante Cala Luna di Piazza Derna 238 a Torino, che certamente accoglie tanta Lega a un prezzo che dire concorrenziale è poco.
Altro evento in provincia, in questo caso siamo in provincia di Asti, la festa provinciale della Lega sabato 28 settembre sarà a Cortazzone, Asti, presso il centro sportivo cortazzonese. Dalle 19:30 la cena a cura della Proloco di Cortazzone, ma soprattutto per chi ama il liscio e non soltanto quello, per chi ama gli artisti storici che hanno strizzato anche l'occhio alla Lega, certamente. Beh, dalle 21 si ascolta musica e si balla con Piero Montanaro. Insieme a Marco Zeta vi faranno ballare per tutta la sera. Un grande abbraccio al grandissimo Piero Montanaro, di cui abbiamo distribuito CD a iosa negli scorsi anni, e certamente anche il Marco Zeta è bello tosto. Interverranno anche in questo caso Riccardo Molinari, Andrea Giaccone e il consigliere regionale Fabio Carosso. Sabato 28 settembre, Cortazzone, in provincia di Asti, fa festa. Abbiamo finito e potrei andare avanti fino a domani, ragazzi miei, perché adesso mi stanno arrivando anche, certo, le chiacchierate che hanno fatto ieri sera in televisione. Dai, chiudiamo con la Sardone. Ieri sera, a che ora l'hanno mandata in onda? Cos'erano, le 3, le 4 del mattino? C'era carta bianca. Sentiamo Silvia Sardone a carta bianca. E peraltro anche una forza che fa parte della maggioranza di governo dice di essere d'accordo, anche se poi ha votato contro gli emendamenti presentati dall'opposizione, a concedere la cittadinanza a ragazzi che studiano da 10 anni, quindi hanno completato un intero ciclo scolastico nel nostro paese. Non pensa che meno ti senti italiano e meno naturalmente sei integrato, e meno integrato sei e più si accentua quella possibilità, che in alcuni casi è assolutamente certezza, di sopruso assoluto da parte degli uomini nei confronti delle donne, soprattutto nel mondo islamico? Io non credo che basti un pezzo di carta per integrare. Dopodiché bisogna evidenziare che l'Italia è il paese che concede più cittadinanze in Europa, il 22% del totale di quelle europee è dato proprio dall'Italia. Che negli altri paesi ti acquisiscono automaticamente, onorevole, dovrebbe saperlo. Ma se fate tanto, ma ascolti, ma la sinistra è stata al governo 10 negli ultimi 11 anni, ma perché non l'avete modificata? Onorevole Sardone, ma perché non l'avete modificata? Ma mi scusi. Ti faccia fare dal Parlamento europeo un bello studio comparato su tutte le leggi sulla cittadinanza. Il dottore Saccente mi interrompe. Non sa di cosa parla, Maggi. Calma. Allora finisce la Sardone e poi parla Maggi, Lerner, Borgonovo e Insaf. Dai. Allora, le donne sottomesse proprio sì, però non si arrabbi, che non c'è da arrabbiarsi. Allora andiamo avanti, finisca pure. Io ero così tranquilla, veramente, guarda. Mo sei scaldata. Allora, perché il comunista mi interrompe. E dai, e poi sono tutti comunisti. Secondo lei, ora Maggi comunista non glielo può dire. Guarda, finché lo diceva Lerner, ok, ci poteva stare, ma Maggi comunista proprio no. Borgonovo no. A te te lo si può dire, ma Maggi no. A parte le battute, no, certo, però rimane il fatto che la sinistra ha governato per anni e non ha mai modificato la norma sulle cittadinanze, okay? Questo è un dato di fatto. Poi pensa che arriviamo noi al governo e dobbiamo modificarla, quando l'Italia è il paese che ne concede di più. Ma arrivando ai bambini che avete fatto vedere fermi! Se i genitori non era nel programma elettorale, se i genitori sono italiani, il bambino è in automatico italiano. Se i genitori non sono italiani, il bambino al compimento del 18° anno di età fa la richiesta. Dopodiché, in Italia, a me, se volete proprio saperlo, non convince la norma sulle cittadinanze che c'è oggi, perché dopo 10 anni che tu sei in Italia, anche se non parli una parola di italiano, ti viene dimostrare di parlare italiano. Non è vero. Ma cosa dite? Guardi, l'ha modificato il ministro Salvini nel decreto sicurezza. Il ministro Salvini ha alzato la certificazione dal livello A2 al livello B1. Vabbè, io capisco
ti dico di dai però che corre il tempo. Il sindaco di Pontoglio della provincia di Brescia ha negato la cittadinanza a una marocchina da 21 anni in Italia perché non sapeva rispondere Va bene, perché non sapeva, però bisogna saperlo per ottenerlo. Risultato, su Mauro ha fatto ricorso, capite? Allora, la mentalità. allora, Oggi come oggi, a prescindere dal fatto che tu sappia italiano, tu la cittadinanza dopo 10 anni ce l'hai. E secondo me non è giusto perché la cittadinanza Vabbè, allora lei la vorrebbe ancora più tu ti devi sentire italiano. Le pentole schiacciate sul coperchio a un certo punto scoppiano. Il 7 ottobre dell'anno scorso ricorda a me che cosa vuol dire per tenere per 50 anni palestinesi. Devo chiudere. Vedi a tutte moschee ovunque, ma perché rimaniamo in Italia? Giusto, lasciamo dire bravo. Mi fermo qui, Bianca, perché è insopportabile. Continuerò la mia battaglia per la nostra identità, allora, tradizione, per la nostra libertà. Avete ascoltato